Ci troviamo qua sul Saccarello a più di 2000 metri di quota e siamo con dei pastori transumanti che riprendono una tradizione millenaria. Praticamente i pastori sono Claudio, Gilles e Stefano, che riprendono una tradizione millenaria e loro nella fattispecie stanno portando le bestie, un centinaio di pecore brigasche e capre, dalla zona del faudo, quindi siamo sui 1000 metri, fino passando dal Saccarello, fino poi arriveranno stasera a Uppega. Quindi per trovare dei pascoli alti d'estate, chiaramente dove l'erba è più buona. Quindi questa qui è una tradizione millenaria che non è solo poesia, come adesso qualcuno vuol far vedere, fa lo splendido così. In realtà associa poesia e economia. Perché? Per due semplici motivi. Che portando le bestie con le loro gambette, intanto si risparmiano i camion, si risparmia la nafta. Poi, seconda cosa, le bestie mentre vanno brucano anche l'erba, quindi brucano l'erba e concimano il terreno, quindi fanno un triplo lavoro, quindi è una cosa encomiabile. E Claudio, dici qualcosa di più sul lavoro che stai facendo? Andiamo in su e cerchiamo l'erba più fresca, giustamente, perché in giù oramai è alta e le pecore soprattutto la mangiano malvolentieri. Poi soprattutto il caldo che le stronca, cercano sempre a rifugiarsi all'ombra. Perlomeno in alta montagna c'è un po' d'aria, poi arriva anche il caldo anche lì, però è più piacevole per loro. E poi anche per il nostro piacere di stare in montagna, perché se si sta bene, a parte quando scendono i temporali, però poi sei contento anche di averlo preso. Claudio addirittura c'è anche quest'anno per la prima volta suo figlio Timo, che lo vedete lassù, che non vuole interviste perché lui poi non dà il copyright, ormai è un professionista. E ha 7 anni e veramente è un ragazzo d'oro, perché si sta facendo a piedi appunto tutta la strada. Ecco, sono partiti dal faudo l'altro ieri, l'altra notte hanno dormito alla mezzaluna e stanotte hanno dormito al passo di Garlenda a 2000 metri. Ecco, adesso sentiamo un po' cosa ha da dirci Gilles. Gilles arriva da Gap, quindi è un pastore provenzale che arriva dal dipartimento delle Hautes-Alpes al confine con l'Isère, quindi arriva da molto lontano. E anche lui ha le pecore brigasche, quindi vuol dire che la nostra razza autoctona ha qualcosa da dire anche in Francia. Dis-moi, Gilles, qu'est-ce que tu penses de la transhumance de la bergerie, de l'alpage? C'est une chose importante pour permettre de poursuivre cette tradition, mais qui est aussi une tradition économique. C'est important, c'est pas seulement du folklore. C'est une réalité économique réelle. Bravo. Et nous faisons partie de la même association d'éleveurs de brigasques, qui sont des brebis rustiques et transhumantes. Qui marchent très bien. Quindi ecco, quindi ha detto appunto che l'associazione di cui fanno parte è l'associazione appunto per il recupero della razza brigasca, che è una razza alpina e molto frugale e rustica. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che si adatta, che è poco esigente, quindi praticamente anche con i magri pascoli vive e quindi mangia l'erba e trasforma l'erba in carne, latte, formaggio, lana, tutte materie prime, quindi agli splendidi pseudopolitici che dicono noi puntiamo sul turismo, in realtà se si chiama primario c'è un motivo. Agricoltura e allevamento sono attività primarie perché l'uomo ogni giorno deve mangiare, poi se ha qualche soldo in più in tasca va anche a fare il turista, però l'importante è il primario, quindi difendiamo le tradizioni sì, ma difendiamo un'attività che è anche il nostro futuro. E qui con me c'è Stefano che è un pastore di ritorno, lui arriva dalla città, arriva da Milano, ma ha capito che forse la vera vita è qua, si sta meglio. Dici qualcosa della tua esperienza? Mia esperienza, io ho conosciuto lui da un anno che ci conosciamo. 2 forse. E niente, avevo qualche animale io, poi avevo lasciato un po' perdere, da che ho conosciuto lui è ripartita tutta un po' la passione, la voglia.
E quindi adesso sono qua, la mia prima transumanza, infatti Meno male. ringrazio. Non sembra, ma abbiamo spesso bisogno di una mano comunque, perché da soli, poi con la famiglia, lo ripeto, è difficile, spesso è difficile. E almeno, perché anche trovare qualcuno capace che ha gli animali oramai non c'è più nessuno. Invece con Stefano ci siamo trovati benissimo, comunque sia, basta che hai anche pochi animali, però hai già un, E certo, è un saper fare. un saper chiaro. fare che Infatti non è innato, non bisogna assolutamente. credere. Devo dire appunto che lo osservavo, Stefano che arriva da Milano, ho detto chissà questo cittadino qui, Cosa fa? e invece si muove Munge- delle munge bestie, l'ariete. munge, dell'ariete lo lascia stare, non lo munge giustamente, perché altrimenti si incazza anche. No, bravo Stefano e bravi tutti, veramente fate un'attività molto Grazie a importante. te per averci ospitato. E il territorio vi ringrazia e la comunità anche. E mi dicevi Claudio, stasera andrete verso Uppega, dove dormirete stasera? Madonna della Neve. A Madonna della Neve, che se non ho capito che male è un dovremmo bel dormire lì. posto proprio sopra Uppega. E come vi organizzate? Cioè, vedo che hai Per noi delle dovremmo reti. riuscire ad avere una casa che ci imprestano e così riusciamo a passare l'estate lì, poi vabbè ci sarò probabilmente più tempo io, poi la famiglia ogni tanto salirà, poi magari il mese di agosto staranno più fissi. E Uppega non è molto lontano comunque sia dai centri commerciali, quindi anche per comprare un po' di pasta, cose così, e riusciamo bene. Poi sì, abbiamo un po' di latte per noi, almeno per la colazione, farci 2 formaggi, così lì abbiamo un po' di produzione per noi e insomma siamo qualche erba selvatica se capita. Bene. E vedo che appunto la vostra organizzazione è perfetta. Per la Voi transumanza siete per fortuna autonomi abbiamo- in tutto e per tutto, e spiega un pochettino anche gli animali Abbiamo da trasporto. la mula che chi ci sono. porta le reti per la notte e gli zaini, per fortuna almeno camminiamo un po' riposati, e poi l'asina che ci ha portato un po' le vivande, che è laggiù. Dov'è lì? Che adesso l'asina è là. E, Bene. e niente, poi avevamo la tenda il primo giorno, e poi l'abbiamo lasciata sulla strada che ce l'hanno recuperata, ma alla fine si potrebbe continuare a viaggiare per giorni così, basta avere le reti per il fatto del lupo, perché sennò poi almeno anche dormiamo più tranquillo, perché non sai dove vanno le pecore ancora la notte, Certo. siamo più tranquilli no, si viaggia bene alla fine con la mula. E viaggiate sempre sui crinali. Praticamente sì, delle volte prendiamo le E in piste. effetti la comunità brigasca, appunto, che uno dice ma come ci sono dei brigati, appunto, che la capitale era Briga, l'attuale La Brigue in Francia, e appunto dalla zona di La Brigue dove ci troviamo noi qua, praticamente i crinali poi come le dita della mano si allargano e vanno verso il litorale, quindi l'inverno lo passavano sulla costa. Quindi dal Finalese a Ventimiglia era la stessa gente, erano le stesse appunto pecore brigasche, erano le stesse, la comunità brigasca. Infatti i brigaschi, che poi sono quasi tutti lantieri e pastorelli, che nascevano d'inverno, nascevano ad Alassio, a Cervo, infatti uno dice ma erano tutti, facevano del turismo d'élite, andavano a Alassio, Bordighiera, in realtà nascevano d'inverno e d'inverno erano sulla costa, quindi perché chiaramente qui i pascoli erano inaccessibili perché c'era la neve. Il y a une tradition laitière dans les Pyrénées, dans le Pays Basque. Ils ont une brebis qui ressemble beaucoup à la Oui, qui brigade. ressemble. Et sinon, il n'y a pas de laitière, sauf en Corse. Praticamente Gilles sta dicendo che c'è una razza autoctona nei Pirenei che è molto simile per caratteristiche alla razza brigasca, e questo è curioso perché in effetti tra appunto i brigaschi e i baschi ci sono molte affinità anche nella tradizione orale, nella appunto tradizione dell'allevamento, anche nella musica. Gli strumenti musicali sono molto simili agli strumenti brigaschi delle valli di Cuneo, e quindi è curiosa questa cosa che in mezzo c'è il mondo, ma un mondo che evidentemente si è trasformato, quindi ci sono questi 2 relitti glaciali, 2 relitti etnografici che sono appunto la comunità brigasca e la comunità più famosa dei Paesi Baschi, che comunque si vede che qualche millennio fa erano in contatto. E quindi tanti allevatori francesi comunque stanno optando anche per la brigasca, perché è sta una bene, razza sta bene là. che fa latte comunque, che non ce n'è più tante invece in Francia, c'è la corsa. E nel gruppo dei pastori transumanti
incontriamo Timo, che è il pastore transumante più giovane del mondo. Sì, sì. 7 anni, Ha 7 buone anni gambe, e si fa già, appunto, adesso lo vedete sull'asino, però in realtà lui fa tutto a Di piedi. corsa. Ed è veramente un grande. Dici qualcosa Timo, ma munge anche, ieri l'ho visto, munge anche le pecore. Come fai a mungere? Fammi vedere come fai. Marameo. Bravo Timo, vedi che il futuro è Lo fai nelle un tue sorriso? mani, vai tranquillo. Fai un sorriso, dai. Niente, non si concede alla TV lui. Ecco Claudio, dici un pochettino i 3 animali da trasporto, come si chiamano, Abbiamo i vostri la 3 amici. Linda, che è la mamma di Gina, l'asinella lì, e poi c'è il griotto e la mula. E via. Poi ci sono i cani, vabbè. Bene, allora salutiamo i nostri amici e con l'impegno che chiaramente poi vi verremo a trovare a Uppega magari tra qualche settimana. Perché E ancora grazie Grazie a te. buon cammino. Arriviamo alla sera. Ciao, piacere. Pomeriggio. Ciao. Pomeriggio dovremmo arrivare. Timo, ti saluto, io torno al rifugio. Ciao, fatto piacere vederti. In gamba, eh? E fai un sorriso Ciao. alla telecamera, ogni tanto. so che Ciao. Ciao. Buongiorno a tutti, siamo al rifugio La Terza con Remo Porro, classe 1935. Chi è Remo Porro? Remo Porro è quello che ha creato tutto quanto, ha avuto quest'idea un po' folle e più di 20 anni fa si è messo, io c'ero, mi ricordo perché l'ho visto. Raccontaci Remo, com'è andata? È andata che sono venuto su e non scendevo più di qua. Qui per chi non lo sapesse siamo sopra i 2000 metri, l'unico punto sopra i 2000 metri in tutta la Liguria sì. E quindi è un problema qualsiasi cosa, sia far arrivare un sacco di cemento, qualsiasi cosa, quindi è tutto un problema, quindi bisogna veramente Anche essere... io avevo dei mezzi che riuscivo a salire. E quindi questa cos'era prima? Cos'era? Era l'arrivo della... L'arrivo della seggiovia. L'arrivo della seggiovia? La seggiovia più lunga d'Europa. Che ha funzionato dal 1955 all'85. Dopo l'85 praticamente era in abbandono questo edificio. Dopo l'ho presa io. L'ho presa te, e però per anni è rimasta così, senza... Ma mica tanto,
dopo io ci stavo volentieri qua. E allora pian pianino da solo, c'era mia moglie che mi diceva sempre, ma non senti più di ma che stavo tanto bene. Mi ratelava, diceva, Sì, come sì. fa? Ma in effetti questo è un posto magico perché chi viene qua capisce che si vedono, a parte appunto si vede il mare, la Corsica verso sud e verso nord tutte le Alpi Ligure, quindi da Sì, sì. Dormea, È Monggioia e un punto più Marco. alto, È il punto più alto, infatti. Sì, sì. Bravo Remo, hai fatto veramente un capolavoro. Mi piace tutto per matto. Sì, perché in effetti sembrava una cosa, Sì. una pazzia, ma adesso è qualcosa. Remole tutto adesso. Quindi quando venite qua, quando mangiate i ravioli, tra l'altro i ravioli fatti dai fratelli Poro, che sono i figli del signor Remo, quando mangiate i ravioli qua siete sicuramente il piatto di ravioli più in alto di tutta la Liguria, perché gli unici 2000 metri in tutta la Liguria sono qua, è l'unica attività ricettiva in tutta la Liguria è questa qui, creata da Remo Porro più di 20 anni fa, e adesso ci sono i figli Stefano e Roberto, e adesso Stefano è impegnato in cucina, ma poi lo chiamiamo e viene a dirci qualcosa anche lui. Sì. Si diventa vecchi. Bellissimo, te sei giovane dentro. Grazie, tu che giovane. Sono del 35, questo un po'. Importante, come diceva Clint Eastwood, bisogna non far entrare il vecchio, lasciarlo fuori, la testa deve rimanere giovane. Il problema è quello, il segreto è quello lì, tutto sta nella testa. C'era mia moglie che diceva sempre, ma quante settimane durerà che ti vedi? Stavo qua delle settimane, senza scendere. Mi ricordo. Perché senza scendere. io nel frattempo aggiustavo lì da me, infatti quando passavo ti dicevo. Sì. Ecco, ci ha raggiunto Stefano, il figlio di Remo, che attualmente appunto gestisce il rifugio La Terza. Raccontaci un po' com'è questa avventura. Questa è una vera avventura, però è un vero piacere. Questo per noi è, come dire, un giocattolo, nel senso è un lavoro, però è un piacere venire qui a lavorare, perché è un ambiente splendido che siamo riusciti a organizzare a livello lavorativo in una maniera abbastanza bella e agevole, diciamo, che non crea grossi problemi, e allora è un piacere venire, perché oltretutto la gente è sempre piacevole, è sempre sorridente, è un ambiente che merita. Certo. Ecco. Poi la quota fa un po' la scrematura, perché in effetti più in alto sali, più la clientela, diciamo, apprezza la natura, quindi c'era un gruppo di Saint-Étienne, qui dei francesi stamattina, che erano contentissimi di essere stati qua, e veramente, quindi tra l'altro appunto valorizzi il territorio e dai quel qualcosa in più, perché in effetti quando non c'era niente qua la gente veniva, però invece adesso si ferma, apprezza, poi torna a casa e dice cavolo, sono stato in un posto. Adesso ha un punto di appoggio che è importante per tutta questa zona, soprattutto per il tratto, per quelli che fanno la Via del Sale o la Gran Traversata Alpina, che hanno trovato da noi un punto di appoggio a metà strada che prima non c'era. Sopra i 2000 metri prima non c'era niente. E lo apprezzano molto. Infatti buona parte della nostra clientela sono gente che fa la Via del Sale in e-bike, in bicicletta normale, a piedi. Ecco, chi ha un e-bike può trovare qua un punto di ricarica. Certo, noi abbiamo le colonnine per poter ricaricare. Quindi è una gran cosa, perché chiaramente chi viaggia in e-bike ha sempre paura di rimanere senza, quindi qui avete anche questo servizio. Sì, questo servizio è uno dei servizi che diamo anche per quelli
che vengono anche solo a mangiare, hanno il tempo di un'ora, due di ricaricare le bici e poi ripartono verso il mare. Ecco, parlaci un po' del mangiare, che anche quello è un punto di forza, perché fate dei piatti della tradizione, curati. Mangiare, noi siamo di famiglia che abbiamo il pastificio e quindi facciamo tutti i nostri prodotti, cerchiamo di valorizzare i prodotti del territorio, cerchiamo di fare la cucina bianca ad esempio, oppure anche solo della cucina ligure del Basso Piemonte. Dici qualche piatto così. I nostri primi facciamo, per la cucina bianca facciamo le turle, che sono ravioli di patate e menta col sugo di porri e panna, facciamo i bastardui, che sono una specie di trofia verde con le bietole, e poi facciamo il plin, che è del Basso Piemonte, con la carne, e facciamo il raviolo alla ligure, quello con tanta verdura e poca carne, per esempio. I secondi cerchiamo di fare del coniglio classico ligure, o del cinghiale, facciamo del capretto. Il capretto tra l'altro è comprato qua, nella Molgave vicino, quindi Piero Alberti, ecco, ci hai dato una buona idea, magari poi andremo anche a trovare Piero Alberti, che è un personaggio anche lui da conoscere. Grazie dell'informazione. Dopo me la venduti, vado per prenderli, allora perché e mandò qualcosa in cibo. È un artista anche lui, è tipo così. Così avrei risposto. Vabbè. Bene. Allora, a te iniziasti lì. Voilà. Bene, allora ringraziamo Remo Porro e Stefano Porro e grazie ancora per questa bella struttura che siete riusciti a creare. Grazie a voi che ci date visibilità e grazie. Riviera dei Fiori TV, mi raccomando, arrivederci. Arrivederci. Ci troviamo qui in località Leuge, a pochi chilometri da Monesi, con tre pastori che hanno fatto la storia della pastorizia, tre praticamente giganti della pastorizia che hanno fatto la storia della pastorizia di queste montagne. Quindi la pastorizia alta, parliamo appunto delle Alpi Marittime, quindi siamo a quote importanti, dove in effetti l'erba è buona anche perché 6 mesi all'anno c'è la neve, quindi poi quando l'erba cresce bene, le bestie infatti ci stanno molto volentieri. Qui di fianco a me Piero Alberti che è il decano dei pastori di Gubin. Piero Alberti. Più o meno. Classe, di che classe ti sei? 53. 53. Piero Alberti, che come dice il nome già quindi origine della famiglia Brigasca, però da adesso lui sta a Carpasio, quindi d'inverno e poi d'estate viene qua in Leuge, che in Leuge siamo ad una quota più o meno a 1600 siamo. 1700 rotti. 1700 rotti. 1760. 1870. 1870, quindi siamo già a una quota importante. Che bestie hai qua? Pecore e capre. Pecore brigasche e capre. Pecore e capre. Via. E in più ho visto anche delle vacche che sono... Le vacche io le guardo. Le guardi solamente. Le vacche solamente. Spiega un po', una volta il pastore, poteva dirsi pastore solo quello che aveva le pecore, è vero? Sì. Quello delle vacche non poteva chiamarsi pastore. No, era... Marghe. Ecco, è un margaro, qua abbiamo un margaro importante, piemontese, Sergio Baudino, classe 62, che arriva da Morozzo, per chi non lo sapesse è una bella località vicino a pochi chilometri da Cuneo. E Sergio, che bestie hai tu? Guarda le mucche piemontesi. Mucche razza piemontese, sì. Quindi che sono quelle chiare, bianche, diciamo. Sì, quelle bianche. Quelle bianche. Non qualche volta stana, ma sono mie, poche, via. 4-5 così.
E quindi le tue bestie pascolano nella conca di Monesi, Sì, diciamo. Monesi è qua a Brigalta. E qua a Brigalta, quindi diciamo un po' Monesi, quindi Triora, un po' Brigalta. Ecco. E quindi la stalla, per capirci, sei al plateau più o meno. Sì, il plateau. Il plateau. Come casa sono al plateau. Certo. Poi sono là nella verde e ce n'ho lì sopra a Monesi ancora. Ah. In tutto quante bestie? Ce ne sarà 600. 600 bestie. Ma non tutte mie, siamo in 5. 600 bestie che in effetti è un capitale, parliamo di allevamenti importanti, infatti sono allevamenti rinomati in tutto il Piemonte, cioè conosciuti in effetti come tra i migliori a livello piemontese. E qui di fronte a me c'è Aldo Lomanto, classe? 1962. 62. Bene, ha perso tutti i capelli. Come serve? Allora io sono la famiglia grande. E Aldo Lomanto, raccontaci un po', tu cosa Io sono all'octono, non sono autoctono. Io sono siciliano, sono nato in Sicilia. Però se posso dire ti sei integrato bene, ti parli Sì, dialetti. sì, parlo tutti i dialetti italiani praticamente, non solo la lingua del piemontese ma praticamente tutti. Con la mia predisposizione, quello non è niente di che. E niente, io allevo le pecore bergasche, ho il numero di pecore bergasche più grosso della Liguria, salvate dall'estinzione si può dire, perché si stanno estinguendo, ce ne sono 1800 su tutto il territorio nazionale e 1000 le ho io. Bene. Di conseguenza Complimenti. rappresenta un pochettino questo. Quindi il presidio della Brigasca, ci sì. pensi tu, sei il vero finito presidio, io, penso perfetto. che mio figlio che vuole continuare, ma non credo che. Non lo so, vedremo col tempo. Che sarà in grado di portare avanti la situazione, ma che è molto difficile. Quanti anni ha tuo figlio? Mio figlio ne ha 19, ne compie 20 il mese prossimo. Lui studia, fa un liceo musicale, ha la maturità domani, speriamo che passi. Poi lo porti in montagna, poi. E poi lui dice che vuole fare questo, perciò dovrà adeguarsi a quello che è questa vita. Rendersi conto se veramente merita farlo o se è meglio che continui a studiare, deciderà lui. In questo momento credo che non ne valga veramente la pena. La burocrazia è veramente mostruosa. Secondo appunto. Quello che stanno facendo per farci smettere è una cosa veramente. Secondo voi aveste. Una politica proprio per farci smettere, secondo me. Aveste un politico qui di fronte a voi, cosa gli direi? Un suggerimento così? Cosa gli direste di Io fare? gli ho già detto di tutto, ma non ho mai visto nulla. No, ma per dire. Io ho già incontrato tantissimi. Allora cambiamo la domanda. Fossi tu domani parlamentare, in Parlamento, che una legge Ma che. io credo che Venezia dovrebbero fare qualcosa per salvaguardare quello che sono le nostre radici, la radice dell'essere umano. Adesso si va dietro i cagnolini, alle tartarughe, a tutte quelle cose che secondo me non c'entrano nulla con la realtà. L'umanità è cresciuta mangiando le tartarughe, allevando i cagnolini, o mangiando il formaggio, il latte, la carne. Come è cresciuta l'umanità? Adesso c'è tutta questa volontà di tutti perbenisti, non si mangia la carne, l'agnellino, il caprettino, ma in tutti questi millenni cosa abbiamo mangiato? Cosa abbiamo mangiato? Le tartarughe? Sono cresciuti di cagnolini? foglie di faggio. Domande molto profonde, domande importanti. Dico, ma non sarebbe meglio che ritornare un pochettino indietro e rendersi conto di come sia la realtà? Perché qua si è perso il contatto con la realtà completamente. Lo dicevamo stamattina appunto con degli altri pastori. In effetti il problema appunto adesso questi politici o pseudopolitici dicono bisogna turismo, la parola magica turismo, rilanciamo il turismo. Va benissimo, il turismo va benissimo, ma il turismo arriva da solo, perché il turista non è scemo, se vede un posto bello ci va. La cosa importante è il primario, appunto lo dicevamo stamattina, il primario vuol dire agricoltura e allevamento, ma perché? Perché la gente tutti i giorni deve mangiare. Infatti si chiama primario non per niente, perché è la prima cosa, Poi dopo, se uno ha dei soldi in tasca va anche a fare il turista, va in giro a vedere cose. Però è come uno che ha 3 figlie racchie può dirlo a tutto il mondo, io valorizzo le mie figlie, ma se sono racchie. Se c'è una ha 3 figlie buone, anche se non le pubblicizza, se non le valorizza, c'ha sempre davanti alla porta, c'ha sempre un sacco di pretendenti. È così, il turismo è così fatto. È così. Purtroppo.
E quindi appunto, insomma, cerchiamo di... Poi il turismo, io sono 20 anni che lotto per far fare un caseificio, un punto dove poter dormire, io non ho nulla di là. Io sono qui avanti 3 km, dormiamo in una roulotte, ci laviamo con l'acqua della fonte e andiamo a cagare in un cespuglio. E lo dico sempre, lo rimarco sempre, andiamo a cagare in un cespuglio. Siamo nel 2024. Non è giusto. È normale? E paghiamo fior di quattrini per i peggi. Non è giusto. Tra l'altro, paghiamo fior di quattrini. Non è giusto, e guardiamo a pochi chilometri in Francia il pastore è molto più Ci fanno tutelato, servizio con molto l'elicottero, molto altro più che- rispettato. portarci la roba, tutto noi Quindi, qua. o, senza dare in caso carte sono due, grosse, o siamo scemi noi o sono scemi i francesi, cioè, quindi Io credo che ci sia una volontà politica a far smettere di tutti noi di produrre politica E farci chiudere. anche al di sopra della politica, credo. Perché non è possibile, i lupi, gli orsi sono tutti ben visti, meno che noi. Noi siamo sfruttatori degli animali. Continuano a dire che noi invadiamo il territorio dell'orso e del lupo. Porco del demonio, ma il territorio dell'uomo qual è? Qual è il territorio dell'uomo? Stiamo confinati in città? E cosa facciamo? Ci mangiamo uno con l'altro? domande molto... Ci mangiamo uno con l'altro dopo un mese che siamo in città e non arriva il cibo dalla campagna. Cosa mangiamo? Cosa mangiamo? Cosa mangiano tutti questi animalisti, questi green, questi moderni che hanno sempre ragione loro, noi siamo dei parassiti, sfruttiamo gli animali. Noi amiamo gli animali, altrimenti non faremo questa vita. Noi siamo quelli che veramente li amiamo. Perché se no non staremo qua confinati 4-5 mesi sotto la pioggia, sotto i temporali, sotto tutto quello che arriva a vivere di stenti. Perché se ti devi lavare con l'acqua di fonte, se c'è la fonte, e devi andare a cagare in un cespuglio nel 2024, vuol dire vivere di stenti. Altro che balle. È una vergogna, credo, per l'essere umano, per l'umanità intera. Tutto questo. E con poche norme si potrebbe vivere Altro bene, che- perché in altro effetti che è non c'è la volontà. è un ambiente bellissimo. È meraviglioso. Con poco, appunto quello che dici tu, È con i meraviglioso. trentini infatti vivono bene, Altro che gli danno i servizi, cose, Guarda, bene. E poi allora sì, arriva il turista è contento di Ma certo. vedere il pastore che magari Adesso che qua ce gli l'abbiamo offrirà i il servizi, no? formaggio, Qua ce l'abbiamo i eccetera. servizi, però siamo E sono abituati. cose che si compensano. Noi siamo figliastri. Siamo figliastri. Qua i servizi ci sono, però se l'hanno fatto i padroni, Certo. non è che ce l'ha fatto il comune. No, ci vuole un è una cosa rispetto, vergognosa. rispetto ci vuole per Credo che tutti. sia veramente vergognoso per il genere umano che esistano ancora queste realtà e parliamo di terzo mondo. Parliamo del terzo mondo, ce l'abbiamo qui, il terzo mondo, non c'è bisogno che andiamo in Africa. Il terzo mondo è qua. Ce l'abbiamo qui. Solo che noi siamo malati. Scusate, ma Abbiamo un tarlo nel cervello che continuiamo a fare questo perché altrimenti ha una bega che ci rosicchia, altrimenti non è normale. chi ci starebbe questo. qua? Chi ci Perché siamo starebbe qua? talmente animati dalla passione per questo lavoro che continuiamo a fare. Però la passione va fino a un certo punto. Io adesso ho 63 anni, mio figlio vorrebbe continuare. Io ho tenuto i miei figli tutti e tre completamente lontani da quello che è la mia realtà. Li ho fatti crescere lontani perché non prendessero la mia malattia. È normale? Io credo che non sia normale. Però l'ho dovuto fare perché è un mondo difficile, molto difficile. Veramente di sacrificio. Comunque bisogna essere sempre ottimisti. lunedì, prima cosa sempre lunedì. Tutto l'anno lunedì, così che domani è domenica, Pasqua e Natale. E noi non esiste, è lunedì, punto. Sempre lunedì, sì. Sempre lunedì, tutto l'anno. Sempre lunedì, è sempre il giorno, ti alzi e vai sempre È avanti. sempre è vero. È sempre avanti. È sempre che hai mal di non testa, c'è che hai mal di pancia, domenica, che Pasqua. il tuo problema te lo devi scordare e andare avanti. Perché Non c'è Va Natale. che le pecore le capre vanno mute, vanno pascolate, vanno accudite, vanno Sono- tutto quello che c'è da fare. perché alla fine non si può continuare così che appunto per le bellinate ci sono i soldi, invece per le cose serie non ci Appunto, sono. appunto. Alla fine i conti bisogna farli. Deve fare nessuno. E ognuno fa la sua parte, vai Io ero un tranquillo che ragazzino, io la mia parte la faccio. Io ci credo, non ti però preoccupare. io sono 20 anni che lotto per farmi fare un caseificio qua, un punto, Lo so. Una casetta, via. più di 20 anni Certo. ormai. Non ho ancora da vedere adesso. Certo, perché i Non soldi ho ancora vengono da vedere spesi adesso. malamente, vengono spesi Beh, io gli malamente. do 12.000 euro all'anno lì. Lo so. A quest'ora l'avrebbero già fatto, con i miei soldi. Sono uscite cose molto importanti e in effetti, se posso fare un po' una sintesi, sono problematiche assolutamente giuste e assolutamente da portare avanti. E io direi
non fermiamoci alla polemica, perché poi è sempre la sì, guerra le dei polemiche, poveri. sì, Questo certamente. come gli escursionisti che se la prendono con i ciclisti, i ciclisti che se la Sì, prendono con i motociclisti. sì. Ci vuole rispetto Per tutti. rispetto per Certamente. e prima di tutto appunto per chi fa dei lavori primari che sono fondamentali, ma per noi tutti, ma semplicemente perché se vogliamo vivere dobbiamo mangiare, se vogliamo mangiare chiaramente lì dobbiamo rispettare il contadino e il pastore, sono le prime persone da Buona la ricotta, sì, è però chiaro. bisogna mungere, Bisogna farla. Quindi io penso che alla fine questi discorsi, non è che ho detto delle cose profonde, ho detto delle banalità, però bisogna partire da queste cose, bisogna partire da queste cose, ma appunto, ma io sono convinto che alla fine ha una visione distorta della realtà. Ma alla fine dobbiamo cambiare perché andare avanti così è troppo costoso, è un sistema troppo costoso. Ma c'è tanti bambini che non sanno le uova dove vanno. Sì, infatti non sa niente. Infatti li porterei alle scuole un po' da voi a l'anno scorso sarebbe una cosa molto interessante, perché le scuole tutto parte dai bambini, se i bambini appunto imparano qualcosa poi anche a casa incominciano a far capire. L'anno scorso passa una ragazza di Sanremo, ma non di 20 anni, di 40 e più. Mi dice, pastore, lì ci sono le mucche, me le vende 2 litri di latte? Gli ho detto, il latte di mucca non ce n'è. Ma mi prende per il culo, mi ha detto. Come? Non ce n'è latte, quelle mucche lì sono per il vitello, noi le mangiamo. Ah, non lo sapevo io, io pensavo che una mucca da quando è mucca fa sempre il la latte. scatola metti la monetina, metti la bottiglia. Infatti. Io ho detto, ma io non la prendo per il culo, però ho detto, Però lei appunto può ha cercare di studiato, capire, infatti, bravo. No, sono perse le basi della vita, una volta queste cose qui erano banalità. ma noi la versione di 10 anni, oggi non lo sa più nessuno. Infatti, quindi ripartiamo da queste cose qua. Dimmi una bambina come quella. Ambientale dei bambini, fare capire dalle cose vere. Una bambina come questa può capire e dire, però lo sa, io scommetto che gli dici, Lo sa, come lo so. e lo sa, ma questa qui non 40 più anni, non lo sapere. Ma viene da un'altra realtà. Vuol dire che siamo veramente... Però vengono da un altro mondo, Certo. questa bambina qua è Ucraina, no? Viene da un altro mondo e sanno com'è la vita, capisci? I nostri? Io ho 3 figli, ne ho 4 veramente, ma una è grande, è sposata, è laureata. Gli altri 3 che sono ancora minorenni, uno maggiorenni, gli altri 2 no, non sono capaci a mangiare la capra. Hanno 16 anni, 17, 19. Io mangiavo la capra che avevo 6 anni, 7 anni. Quindi devo dire un po' è colpa mia, un po' è colpa mia, ma poi è colpa del sistema che mi dicono che io non posso obbligarli a fare una cosa, non posso obbligarli a fare niente, no? Io dico adesso sono minorenni, non li posso obbligare. Quando saranno maggiorenni non li potrò più obbligare, loro non avranno imparato nulla. Saranno nella generazione di debosciati come tutti quelli che sono in giro. Sanno usare il computer, quello sì. Ma le basi della vita non sono il computer, mangiatelo il computer. Mangialo il computer. Non lo Mangialo. Grazie mille, sono uscito da questa breve chiacchierata, sono uscite secondo me delle cose molto importanti, quindi ringraziamo ancora Piero Alberti, Sergio Baudino e Aldo Lomanto. Grazie a tutti e sempre Riviera dei Fiori TV. Buona serata, ciao.